Permettetemelo colleghi di mandare un abbraccio alla comunità di Treviso e ai parenti di Vanessa Ballan, una ragazza di 27 anni che lascia un bambino di 4, aveva un bambino nel ventre e con 7 coltellate poche ore fa è stata uccisa. Oltre all'Iran dobbiamo guardare che anche nel nostro paese succedono ancora cose del genere. Non c'è solo l'Iran, dice il vicepresidente del Senato Gianmarco Centinaio, ricordando Vanessa Ballan. A Palazzo Madama l'applauso è bipartisan, ma la politica resta con visioni diverse. Nel caso di Riese fa riflettere che la donna avesse denunciato quello che poi si è rivelato il suo killer. Le autorità competenti spieghino, dice dal PD Piero Fassino, se una donna denuncia va creduta e protetta, rimarca Andrea Martella, segretario Dem Veneto, mentre il gruppo regionale con Vanessa Camani chiede un osservatorio permanente. In provincia di Treviso nel solo 2023 sono state seguite 150 donne da telefono rosa, quindi serve una reazione immediata. Dal nostro punto di vista riteniamo urgente dare un segnale investendo con risorse della Regione, dello Stato, ma anche dei comuni, per potenziare la rete dei centri antiviolenza, delle case rifugio. Dopo aver preannunciato il lutto regionale, il presidente Zaia, pur ringraziando gli inquirenti, invoca l'inasprimento del codice rosso. Dalla Lega la proposta di dotare di taser, ovvero la pistola elettrica, le donne vittime di minacce. Di fatto offre la possibilità a una donna di immobilizzare il suo aggressore e permettere di mettersi in salvo. Sicuramente la misura non risolve il problema, però può salvare sicuramente qualche vita. Le donne fanno ancora fatica a essere credute per Luana Zanella dei Verdi, subito aiuto a chi lo chiede, aggiunge d'Azione Maria Stella Gelmini, posizione simile anche per Coraggio Italia. È fondamentale che se ci sono le leggi queste vengano applicate in maniera puntuale. Quando una donna denuncia, questa denuncia deve essere raccolta, deve essere tutelata.